se io le chiedessi da Presidente della Regione cosa sostiene, Torino, Milano o Cortina? Cortina. Sì? Non c'è dubbio, anzi io mi auguro che Cortina 2026 possa diventare anche un'opportunità per il Friuli Venezia Giulia. L'ultimo endorsement viene direttamente dal numero 1 della regione Friuli Venezia Giulia. Per Massimiliano Fedriga, collega di ruolo e di partito di Luca Zaia, non è solo un dovere istituzionale di alleato, è un obiettivo strategico per il nord-est intero. Dagli industriali agli albergatori, tutti in campo per Cortina. Ci è voluto poco tempo per la mobilitazione chiesta a gran voce dal governatore Luca Zaia attraverso il messaggio appello audio ai veneti. Crediamoci fino in fondo, sostengano tutti la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026. E la risposta arriva subito da Federalberghi, che scrive una lettera al numero 1 del CONI Malagò per spingere verso la vittoria delle Dolomiti. Cortina nel segno della località più prestigiosa montana italiana e forse prima ancora il concetto di Dolomiti che finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a tirare fuori insieme agli amici del Trentino, agli amici dell'Alto Adige e anche agli amici del Friuli. Questa unione di tutte le Dolomiti per candidarsi alle Olimpiadi credo che sia un evento straordinario. Poi arrivano gli industriali. Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Asso Imprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina, recita un comunicato ufficiale. La scelta di individuare non un'area metropolitana, bensì un territorio montano, storicamente votato al turismo e agli sport invernali, è un messaggio politico forte di attenzione verso le terre alte, che vanno riportate al centro delle politiche di sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Importante, continua il comunicato, la scelta strategica di puntare sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. L'assegnazione dei Giochi Olimpici a Cortina, continuano le 4 associazioni industriali, sarebbe volano non solo per le Dolomiti, ma per l'intera area alpina, sia nel turismo che nel manifatturiero. Le adesioni all'hashtag Io sto con Cortina 2026 continuano, mentre le ore si fanno sempre più cruciali. Non invito francamente chi dovrà decidere, perché subirà pressioni e strattonamenti da tutte le parti. La battaglia si fa difficile, ma è proprio perché sono difficili le battaglie che fanno ancora la pena di essere combattute.